Se gli artisti hanno cercato di sublimarlo, i filosofi di interpretarlo, i teologi di giustificarlo, i medici dal canto loro provano a sottolineare che il dolore è una malattia nella malattia e umanizzare la medicina è possibile. Ne è convinto il personale medico e paramedico che opera presso l'unità Hospice e Clinica del Dolore Giovanni Paolo II di Agrigento. Prima in Sicilia, l'unità operativa diretta dal dottor Geraldo Alongi da 10 anni offre livelli di assistenza capaci di rispondere alle reali esigenze dei pazienti e delle loro famiglie, sia dal punto di vista medico che spirituale e psicologico. Parte dunque proprio da Agrigento con il secondo congresso regionale Il Mantello in programma al Teatro Pirandello domani, venerdì 8 e sabato 9 novembre, la campagna di sensibilizzazione per una sanità più umanizzata e rispettosa del malato. L'iniziativa è rivolta non soltanto a formare e aggiornare le figure professionali coinvolte a vario titolo nelle cure di fine vita e nella terapia del dolore, ma anche a sensibilizzare tutta la cittadinanza sull'importanza delle cure palliative. Proprio in quest'ottica divulgativa l'organizzazione del convegno e l'equipe dell'Hospice ha voluto coinvolgere anche gli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori della provincia con un concorso sul tema sofferenza, dolore e morte, le parole che fanno paura, quali portano alla speranza? Nella stessa occasione si susseguiranno sessioni scientifiche e tavole rotonde in cui ospiti illustri potranno confrontarsi sviluppando un dibattito costruttivo partendo proprio dalla legge 38 del 2010, legge emblematica che sancisce la nascita di una rete per le cure palliative e una rete per la terapia del dolore. A condurre le 2 giornate di approfondimento Livia Zariti, medico giornalista e nota conduttrice televisiva, in programma anche l'atteso contributo dell'attore e produttore teatrale agrigentino Gianfranco Iannuzzo.